...23 febbraio 2014, due gazebi importanti organizzati da Indipendenza Veneta. Alessio Morosin ci spiega il motivo. Allora, oggi è l'avvio di un'azione incisiva di sollecitazione e di diffida al tempo stesso al Consiglio regionale del Veneto di assumersi la responsabilità di votare quanto prima la legge 342 che noi di Indipendenza Veneta abbiamo portato esattamente un anno fa. La 342 è uno strumento di democrazia e di libertà, prima ancora che una scelta di indipendenza. E quindi i consiglieri regionali del Veneto, guidati dal Presidente del Consiglio Clodovaldo Ruffato e dal Presidente della Giunta che governa questo nostro popolo, Luca Zaia, devono assumersi le responsabilità istituzionali e politiche che il momento straordinario, gravissimo, drammatico nel quale si dibattono i cittadini veneti richiede. Quindi oggi i due gazebo ad alta partecipazione, ad alto affollamento di popolo, come si può vedere, richiedono un segnale preciso a Zaia e a Ruffato. E dal 23 febbraio, cioè da oggi al 23 marzo, faremo gazebo in tutte le altre città dove abitano i 58 consiglieri regionali che sono chiamati a questa scelta, che ripeto è una scelta non per l'indipendenza, perché a loro non chiediamo di dichiararsi indipendenti, non pretendiamo tanto, ma una scelta a favore del diritto dei veneti di votare, che è una cosa che non possono sequestrare loro con la loro pusillanimità e la loro inadeguatezza politica. Questa è la nostra azione, un'azione quindi di libertà e di democrazia a cui auspichiamo aderiscano tutti i veneti. La strategia di Indipendenza Veneta da qui in avanti? La strategia è proprio quella di far votare innanzitutto questa legge che ormai è stata ampiamente dibattuta e in secondo luogo, lo anticipiamo, questa è la vera novità che Indipendenza Veneta sta portando avanti, di indurre il Consiglio regionale e quindi il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio in ogni caso, anche dopo che è approvata la legge, qualora la legge fosse impugnata dal governo avanti alla Corte Costituzionale, di indire ugualmente il referendum e quindi la consultazione sul tema dell'autodeterminazione. Perché questo diritto, il diritto di autodeterminazione, nella Costituzione italiana non è previsto né per regolarne l'esercizio né per negarle l'esistenza, perché è un diritto sovracostituzionale, è un diritto quindi di fonte superiore che è scritto nella Carta dell'ONU, per cui è chiaro, è evidente, è un fatto di libertà e di democrazia, un dovere quindi dei consiglieri regionali del Veneto e delle istituzioni che ovviamente ci governano di assumere la scelta di indire ugualmente la consultazione referendaria. Questo è l'atto politico che noi di Indipendenza Veneta d'ora in avanti porteremo nella nostra azione nelle piazze, perché in questo senso, devo dire, abbiamo già il conforto di alcuni singoli candidati al Parlamento europeo che appoggeranno questa nostra iniziativa. Quindi un'azione di democrazia e di libertà di cui dobbiamo essere responsabili e promotori nell'interesse dei veneti, perché l'indipendenza non è contro l'Italia, l'indipendenza è per i veneti e alla fine farà bene anche all'Italia. Bene, mi riallaccio al cartellone che hanno portato qua i ragazzi di Indipendenza Veneta. Più di 3 milioni di veneti, ormai rappresentati da comuni e province, vogliono il diritto all'autodeterminazione, ma i consiglieri regionali sono ancora fermi. Ma io credo che ormai i consiglieri regionali non abbiano più soluzioni alternative, o approvano questa legge e poi indicano il referendum comunque, oppure per loro non ci sarà molto spazio politico nelle prossime cadenze elettorali e ovviamente all'appuntamento ultimo delle regionali del 2015. Regionali che per noi saranno un momento soltanto di trapasso dalla Regione Veneto appunto allo Stato Veneto, alla nuova Repubblica indipendente e sovrana, la quale è una cosa di gioia, eccolo qua, questa è l'indipendenza. L'indipendenza è una cosa positiva, un momento di gioia, come
Oggi noi siamo qui a testimoniare in piazza a Santa Giustina in Colle e parallelamente con gazebi affollati anche a San Vendemmiano. Li esortiamo i nostri consiglieri ad assumersi la responsabilità, perché l'indipendenza, ripeto, è una cosa positiva, è una cosa che farà bene a tutti quanti. Quindi viva l'indipendenza veneta, viva il referendum!